Pirlo, è vero che che anche una grande squadra, insomma, se mancano 4 difensori, un centrocampista, 2 attaccanti, poi alla fine fa fatica. Però le chiedo, al netto delle assenze, se si aspettava qualcosa in più oggi. Ma no, dovevamo fare la partita che abbiamo fatto, sapevamo che sarebbe stata una partita sporca, perché quando giochi contro questo tipo di squadre ti portano a fare questo tipo di calcio. Eravamo riusciti a fare la cosa più difficile, che era quella di passare in vantaggio, e poi purtroppo non siamo stati bravi a gestire il risultato. E soprattutto dopo l'1-1 avete anche rischiato di subire qualcosa in più, la squadra si è un po' slegata. Sì, si è un po' slegata soprattutto a causa della stanchezza, non avevamo tante altre soluzioni in panchina per poter dare un cambio ai giocatori, hanno dato tutto quello che potevano dare, era normale dopo 60 minuti che l'intensità della pressione calasse, abbiamo cercato di farlo, infatti il gol poi è arrivato per questo tipo di situazione, siamo stati troppo leggeri nell'andare a accorciare un cross, quando invece in certi tipi di partita non puoi abbassare l'intensità neanche di un secondo. Su Alexandro le volevo chiedere, ho visto che nel secondo tempo spesso andava in posizione più centrale, addirittura certe volte a destra, poi però in occasione del gol si è perso la marcatura. Anche quella stanchezza o soltanto una cosa? Ma no, non si è perso la marcatura, troppo la statura lì ha pesato, non dovevamo lasciare il cross così libero e senza la pressione, il problema è stato quello. Alex ha fatto una grande partita in un ruolo non suo, e quindi non c'è sicuramente da dargli le colpe, perché quando incontri uno di 1,90 contro un'altra statura poi rischi di avere la peggio. Ultima cosa da parte mia, velocissima, guardando la classifica, a parità di partite in questo momento siete a -7 dall'Inter e +3 sull'Atalanta. Se domani l'Inter dovesse vincere, le chiedo, dovete continuare a guardare lo scudetto o cominciare a guardarvi alle spalle? Ma noi guardiamo sempre partita per partita, guardiamo la squadra che dobbiamo affrontare, il nostro obiettivo è quello di cercare di vincere il più possibile, di avvicinarci alla vetta per giocarci il campionato fino all'ultima giornata. Stefano, Roberto. Sì, comincia Giancarlo Padovan. Buonasera Pirlo, io ho visto una Juve nel primo tempo che ha commesso tanti errori a centrocampo, tanti passaggi sbagliati, sia in ripartenza che no, e anche il gol, che giustamente lei dice può essere venuto anche dalla stanchezza, nasce da un rinvio approssimativo, mi pare di Bentancur, ma non voglio dare la colpa a nessuno non avendo la certezza. Detto tutto questo, la scelta di giocare a 3 era dovuta al fatto di essere in condizioni di grande emergenza, oppure c'è stato un tentativo di mettersi a specchio rispetto al Verona? No, era un'emergenza, se guardavate le assenze non avevo altre soluzioni, quindi avevo già adattato Alexandro come centrale, come terzo centrale, quindi più di questo non potevamo inventare. Se cominciano a mancarti 4 difensori, terzini e attaccanti, poi me lo dica lei cosa era meglio fare. No, però per esempio si era palesato di Dragusin sul Dragusin non è un terzino. No, non è un terzino, ma ha giocato terzino, proprio con non ha giocato mai terzino. Ha giocato da terzo centrale, quindi bisogna guardarle bene prima le partite, prima di poterle commentare. No, io le guardo bene, e Dragusin in settimana era stato provato così. Non è mai stato provato perché era l'unica soluzione che avevamo. Vabbè, questa era l'unica soluzione che avevate, ci sono stati 2 giocatori, almeno uno che era fuori ruolo, e mi riferisco a Bernardeschi, oppure e anche Chiesa non era nel suo ruolo naturale. Scusi, chi avrebbe messo lei in quella posizione? No, ho detto che cambiando la situazione, cambiando il sistema di gioco, 2 giocatori sono rimasti fuori, sono stati messi fuori ruolo. Chiesa è un esterno d'attacco, ma ha giocato tantissime partite in quel ruolo. Bernardeschi ha quasi sempre fatto quel ruolo, quindi forse erano gli unici giocatori nella posizione ideale. Poi è normale che quando devi adattarne altri, loro si devono anche un po' sacrificare. Stefano De Grandis. A un certo punto la Juventus, prima di questo periodo, sembrava aver preso il ritmo giusto e anche un gioco migliore, quando avevi varato a centrocampo la coppia Arthur-Bentancur. Secondo te è stato decisivo l'infortunio di Arthur per farvi tornare un pochino più in difficoltà? Cioè era l'unico che non è Pirlo, ma magari poteva dirigere bene il centrocampo?
Ma è l'unico con caratteristiche diverse rispetto agli altri due, è un costruttore di gioco, mentre gli altri due sono più interditori e più incursori, quindi quando ti viene a mancare questo tipo di giocatore devi cercare di fare di necessità virtù, e loro lo hanno fatto e lo stanno facendo con le proprie caratteristiche. Riccardo Trevisani? Anche la mia domanda era su Artur, per capire più che altro cosa dobbiamo aspettarci per il futuro, cioè quando lo si potrà rivedere in campo, perché è evidente che manca proprio un Pirlo a questa squadra, Andrea, dal punto di vista del palleggio, della qualità. Quando manca Artur e tu purtroppo alleni, cioè purtroppo nel senso che non fai più il giocatore, evidentemente serve un po' di qualità. Quando torna Artur? Purtroppo non lo sappiamo, ho avuto questo problema grosso alla gamba, stiamo cercando di poterlo recuperare il più presto possibile, però i tempi non possiamo neanche darli, perché è un infortunio particolare, quindi dipenderà molto da come si sentirà lui. Grazie. Vediamo se lo Skytech del gol della Juventus, che ha definito Riccardo Trevisani durante la partita il gol di Chiesa e Ronaldo, nel senso che ha dato importanza a Chiesa per quanto fatto, perché insomma Quasi più suo che di Cristiano quasi più Ronaldo. suo che di Cristiano Ronaldo, quindi anche per darle la possibilità di parlare di Chiesa, no? Pirlo, e di quello che ha fatto questa sera, non soltanto questa sera in particolare. Ma no, Chiesa sta facendo un ottimo campionato, ha avuto un periodo di adattamento, adesso sta facendo molto bene. Quando gioca esterno d'attacco lo fa perché nel suo ruolo ideale, stasera si è dovuto adattare, ma comunque è riuscito a fare una buona partita, fornendo anche un assist decisivo a Ronaldo. 47 Grazie, gol. lo dobbiamo salutare. lasciare, va bene, Sì, alla grazie. prossima. Grazie Ciao. Pirlo.